Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Oggi vi porto alla scoperta delle Marche, una regione dai 1000 colori, tra storia, arte e natura. Il tour inizia dal Monte Conero, uno splendido ambiente naturale coperto da fitto bosco e da macchia mediterranea. Numerosi sono i punti panoramici, con straordinarie viste sulla costa adriatica e sull'entroterra marchigiano. Molto belle le spiagge del Monte Conero. La più famosa è sicuramente la spiaggetta delle Due Sorelle a Sirolo, che prende il nome dai due faraglioni che assomigliano a due suore in preghiera. Lungo la riviera del Conero, a Porto Novo, si trova anche la chiesetta di Santa Maria. Capolavoro del romanico marchigiano, la chiesa, a picco sul mare Adriatico, risale all'undicesimo secolo e apparteneva a un'antica abbazia benedettina. Lasciamo il Conero per raggiungere la vicina Ancona, capoluogo della regione Marche. Famosa per il suo porto, la città, con più di 100.000 abitanti, custodisce anche preziosi tesori, testimoni di un lontano passato. Simbolo di Ancona è il Duomo di San Ciriaco, pregevole monumento romanico che domina la città. La chiesa è a croce greca e nella sua cripta sono conservate le urne dei santi Ciriaco, Liberio e Marcellino. Sotto il Duomo di San Ciriaco, nella zona del porto, si trova l'Arco di Traiano, elegante opera innalzata dall'imperatore Traiano nel 115 d.C. in segno di riconoscenza per la costruzione del molo. In provincia di Ancona si trova la cittadina di Jesi, circondata da imponenti mura difensive. Jesi è anche famosa per aver dato i natali all'imperatore Federico II, che qui vi nacque nel 1194. Il viaggio si conclude a Recanati, in provincia di Macerata. Oltre ad essere la città natale del poeta Giacomo Leopardi, Recanati custodisce anche alcuni capolavori del pittore rinascimentale Lorenzo Lotto.
tra cui una splendida Annunciazione realizzata nella prima metà del Cinquecento. Il viaggio alla scoperta delle Marche finisce qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio!